Tazzita. No, scusi, lei è arrivato Tina, qui zita. sorridente e questo... Siamo contenti. E questo mi riempie il cuore di gioia, però siamo contenti per Tina Azzita. Intanto chi è Tina Azzita, scusi, eh? Tina Azzita, come che Tina Azzita? Come che? Ci sono qui e Pippo Baudo. Ma che c'entra? Pippo Baudo è un presentatore televisivo originario di Militello in Val di Catania. Tina è la donna. Tina Azzita, chi è? Tina Azzita è la donna che è stata la più desiderata da tutto il paese. Allora lo dica. Tutti noi giovani, quando eravamo tutti innamorati di Quindi Tina Azzita è una donna del suo paese, bella, che si chiama Tina, che è soprannominata Azzita. Perché? Perché è stato zitta con tutto il paese. Ma non lo dica con però tutto così, il paese. scusi. Ma lei davanti a tutti schiattella queste storie, vabbè. E signor La Rosa, finalmente, dopo tanti anni di peripezie, di quello che ha capito lei, di quello che ha capito lei, non mi faccia ripetere. Peripezie? E allora, finalmente, è rimasta incinta. Oh, vabbè, applauso, la vita che nasce, bene. Allora, è rimasta incinta? Sì. Certo, le donne del paese. E quindi lei è contento per questo? Sono contento per questo, sono contento per Ida, perché nasce un altro paesano. Certo. Noi siamo 128 in due paesi. Lo so. Ogni bambino che nasce è una gioia. Quello... Vediamo se potremo arrivare ai 129, perché può essere che nel frattempo muore qualcuno e restiamo sempre 128. Vabbè, certo, del resto siete così pochi che è facile fare poi una equazione, insomma, se ne muore uno ne nasce un altro e quindi lei è contenta. Siamo contenti. Certo, le donne del paese appena l'hanno vista c'è stata qualcuno, sa come sui film. I film non è che sono come noi uomini, mi scusi, sono vivo in mezzo agli uomini, ma magari perché, lei. scusi, dove mi vorrebbe mettere lei, scusi? Lei dove vorrebbe stare? Tra gli uomini normali, non è che certe volte le donne sono un poco più pungenti, come sono, un poco più maliziose. Sì, le donne. Sono come dice lei, che è da parola che non mi ricordo, che ci fanno le cose delle metafore. Come le metafore? Sarcastiche, come sono? Ecco, bravo, sarcastiche. Che mi hanno ammazzare se sa ciò che significa. Però se lo ricorda. Però la dice sempre. E che cosa è successo? Che le donne del suo paese come l'hanno presa questa cosa? Hanno presa che una in piazza appena l'ha vista con da panzita ci ha detto complimenti. Che è stata la cicogna? Perché la signora maliziosa sapeva tutto quello che il Tina Azzita aveva fatto prima. È stata la cicogna. Gli ha dato le ave e disse non so se era una cicogna. Sì. Ma un uccello grosso era. No!